Eccoci qua, io velocizzo sempre un pochino queste sigle perché fanno perdere tempo, sono belle, le realizza il nostro staff, io li ringrazio e li saluto, però qui abbiamo altri 7-8 minuti per arrivare insomma a invogliare sicuramente i genitori ma anche tutti i ragazzi a venirvi a trovare domani in quel di Venezia, giusto? Domani sì, saremo in quel di Venezia a Piazzetta Coin, che è la piazza a fianco Piazza Barche, prima di Piazza Ferretti. Dice che cosa ci aspetterà questo fantastico track, quindi con all'interno cosa però? Allora, all'interno è uno spazio contenitivo per accogliere i ragazzi e di fatto farli ascoltare, fargli ascoltare quelle che sono le nostre testimonianze su quanto riguarda i pericoli dei social network. Basate su che cosa? Soprattutto su quelle che sono le nostre esperienze operative, cioè noi siamo dei testimoni della professione in questo senso e cerchiamo proprio di sensibilizzarli su un uso più consapevole e sicuro dei social network per proteggersi da tutte quelle situazioni di pericolo che possono essere date parto dalla forse la più pericolosa, che è quella dell'adescamento, che sicuramente è quella che ha le maggiore allarme per quanto riguarda i genitori, ma anche quella di difendersi da attività, diciamo così, di cyberbullismo di cui possono essere destinati. E dall'altro verso anche per sensibilizzare sul valore di alcune loro azioni che nel momento in cui escono da quello che è il normale rapporto tra loro e vengono rappresentate nei nostri uffici, diventano reati e non sono più ragazzate. Faccio un esempio banale, la scena dello spintone all'interno di un istituto che fa cadere il compagno di scuola e determina le risate degli astanti e magari il dolore al ginocchio piuttosto a qualche altra parte fisica del ragazzo, nel momento in cui tutto finisce lì e viene contenuto con un'azione che magari è, diciamo così, tra virgolette, disciplinare fatta dalle scuole, o magari il coinvolgimento delle famiglie per dirimere questa determinata situazione, oppure semplicemente tutto si risolve in una grande risata senza che vi siano drammi. Se la cosa viene postata su YouTube e perciò postata su un social network successivamente, la cosa ha un valore completamente diverso, perché quella determinata azione di cui quel ragazzo è vittima viene considerata in maniera completamente diversa. I testimoni non sono più solo quelli che hanno visto quella scena, ma i testimoni diventano potenzialmente tutti gli ma che tipo frequentatori. di reato diventa? Il problema non è più postare, il problema è lo spintone, il problema è violenza personale. può essere assolutamente un reato di lesioni nel momento in cui la persona è caduta, eccetera. Allora il problema non è il postare il filmato, il problema è che tutta quella scena ha un valore completamente diverso. Perché? Perché quel danno non è un danno istantaneo, quel danno è un danno per sempre, perché la rimozione di quel video noi la possiamo anche richiedere, c'è bisogno magari di un intervento della magistratura, se il social network è, come quasi sempre, all'estero c'è bisogno di una rogatoria internazionale, il tempo passa. Anche se riusciamo ad arrivare alla rimozione di quel determinato contenuto, noi non sappiamo quante persone hanno comunque scaricato già quel contenuto e magari lo ripostano su quella piattaforma o su un'altra. Certo, e perciò è solo un'illusione. Esatto, è continuo. È soltanto un'illusione. Io le chiedo una cosa, provocatoriamente, ma se qua ci fossero un sacco di ragazzi direbbero ma che noia, ma sì, ma non si può fare niente, lo sappiamo, oppure ci sgridano già a scuola anche adesso con i nostri divertimenti. Come fate ad arrivare al messaggio giusto? Come selezionate il giusto veicolo per non passare, mi perdoni, da bacchettoni? E soprattutto so che utilizzate anche in ogni città dei testimonial importanti. Sì, dei testimonial locali, cerchiamo di sfruttare proprio le potenzialità del territorio per arrivare ancora di più a quello che è il messaggio da dare ai ragazzi. Noi innanzitutto cerchiamo di dare uno stile che è il meno, come dire, il meno formale possibile, cerchiamo di arrivare a ingessato possibile, forse cercava questa parola. Assolutamente, noi cerchiamo di parlare un linguaggio che sia assolutamente da loro condiviso, no? E cerchiamo di invitarli non tanto
essendo sanzionatori, ma invitandoli a riflettere un attimo su quelle che possono essere le conseguenze. Perché lei si è tolto l'auricolare e non ha sentito che ci stanno chiamando al telefono. Perfetto. Quindi abbiamo la signora Anna al telefono da Padova. Pronto, signora Anna? Buonasera. Buonasera a lei, signora Anna. Prego, le lascio piena parola. Sto ascoltando, caro. Allora, vorrei dire al comandante che tutte queste belle cose che hanno inventato è una grande porcheria. Dovrebbero chiudere tutto, perché i ragazzi diventano matti. Io vado in autobus, hanno sempre sta roba in mano, non ti guardano neanche, vanno via, si sbattono addosso, non guardano in giro. Ma è diventata proprio una dipendenza come a droga quella. Sì, in parte ha piena ragione, è una dipendenza. Sì, se non... invece, perché venga spento certi circuiti dannosi, perché non serve andare per scuola e dire guardate che fa male, dovete sapere come fare, perché già i genitori che li educano. Ma signora Anna, non sempre i genitori sono così esperti, casa mi parlo per me. Grande. Bambino di 6 anni viene qua, mi rivoluziona anche il telefono. Allora, voglio dire, è l'unica roba, è proprio eliminare. Come fa mai le sigarette? Non si vendono più. Dove vanno a prendere le sigarette? Insomma, io ho un approccio un pochino diverso, signora, mi permetto, anch'io sono genitore, ho 2 ragazzi che sono proprio nella fascia di età più che più utilizzano i social network, anzi perché sono proprio all'inizio. Il maschio ha 11 anni, la femmina ne ha 12, perciò sono assolutamente presi da questo. A 14 anni mangiavano libri. Ma guardi, ma il problema è questo, non è che i social network impediscono ai ragazzi di leggere, Io credo che noi abbiamo il dovere come adulti di insegnargli a fruire delle tecnologie o comunque di quanto bello c'è e offre oggi la nostra società in maniera però non compulsiva. Non possiamo comprare un cellulare perché dobbiamo soddisfare il nostro bisogno di vincere la paura di non sapere sempre dove stanno i nostri figli e non porci il problema che poi esistono le app, esistono i giochi, esistono i social network, eccetera. Li si lascia soli e dopo 4-5 mesi ci si rende conto che quelli che prima consideravamo i nostri figli adesso sono degli sconosciuti. Io saluto la signora Anna, congedandola, la ringrazio di cuore, è stato preziosissimo, anche molto bello, genuino l'opinare appunto della signora. Allora, dalla regia mi dicono che purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, è volata. Io la ringrazio veramente per la giovialità con cui ha condotto questa tematica, che deve essere appunto percepita proprio come un aiuto al cittadino, soprattutto ai nostri ragazzi. Quindi mi viene in primis da invitare domani tutti da parte vostra, insomma, a raggiungere la postazione del TRAC, insomma, questo tir a Venezia. Grazie. Grazie a lei. È stato un piacere. Allora io adesso lancio il meteo, così scopriamo anche nella nostra regione se domani tenete le dita incrociate tutto va bene, e quindi dopo passiamo a un'altra tematica che ricordo è quella della scuola materna, pubbliche le graduatorie. Restate quindi sempre in nostra compagnia. Saluto quindi Tommaso Palumbo, comandante della Polizia Postale del Veneto, e tutti ci dimentichiamo sempre di dire delle comunicazioni, perché è lunghissimo, è lunghissimo. Ecco a voi il meteo. Eccoci qua, voi tutti ben ritrovati. È vero, la stagione sta andando avanti, ma attenzione, in queste ore sta giungendo e giungerà aria un po' più fredda. Fredda per il periodo, scivolerà, guardate, lungo il versante adriatico. Tutto il versante adriatico, da nord a sud, quindi
affluirà aria un po' più fredda, non avremo una grande perturbazione, ma comunque quest'aria fredda sarà in grado di apportare dei rovesci di pioggia sparsi anche sul nostro territorio, ma comunque si tratterà di fenomeni molto localizzati che non dureranno molto, intervallati, guardate, anche da ampi spazi di sereno, quindi ampi spazi di sereno, tipica giornata variabile con un po' di instabilità, con qualche scroscio di pioggia qua e là. Ma prevarranno comunque le aperture del cielo, lo diciamo, le temperature caleranno, venti in rinforzo da est, soprattutto nella prima parte della giornata, temperature che caleranno sia nei valori minimi, ma non tanto, ma caleranno soprattutto nei valori massimi. Infatti guardate la grafica, vedete questo afflusso di aria più fredda che farà abbassare le temperature per un paio di giorni, poi pian pianino torneranno ad aumentare. Per ora mi fermo qui, non mi resta altro che augurarvi un buon proseguimento di settimana.